Il lago artificiale del Corlo, che prende il nome dalla piccola borgata in prossimità della quale venne costruita la diga di sbarramento, ha una conformazione particolare. Nascosto agli occhi dalle valli, solo dall'alto si può capire la grandezza della sua superficie, che è di circa 2,5 km². In alcuni punti ha una larghezza di circa 800 metri e una lunghezza massima di circa 6,8 km e al momento del massimo invaso una profondità massima di 53 metri, mentre l'altitudine sul livello del mare è di circa 300 metri. Rocca è il primo ed il più occidentale paese della provincia di Belluno. I lavori per la costruzione degli impianti per la produzione di energia idroelettrica furono iniziati nel 1950 e ultimati nel 1956. La diga venne costruita a sbarramento del profondo canyon del torrente Cismon, nel suo ultimo tratto, prima dello sbocco in Val Sugana. Le operazioni di invaso iniziarono nel 1954 e l'acqua cominciò a salire fino a coprire, secondo i piani di lavoro, alcune piccole borgate: Giuliat, Cesa, Cabalau, Carrer. Molti abitanti furono costretti ad andarsene. Quella che era stata per molto tempo una valle fertile dove coltivare alberi da frutto, viti e ortaggi spariva per sempre, assieme alle case, ai mulini, alla storia di centinaia di persone. Anche la chiesa e il cimitero vengono distrutti. Solo il campanile rimase ancora a svettare, riflettendosi stranamente e solitario sulle acque tranquille del lago. La chiesa venne ricostruita in località Coi, un'altura che si trova circa a metà del percorso del lago.
questo tratto, dove il bacino artificiale si stringe, vi sono 3 ponti, di cui uno molto spettacolare sospeso su corde d'acciaio, che permettono di attraversare e raggiungere sul versante opposto le varie borgate e case isolate che si inerpicano sulle propaggini del Monte Grappa.